Con mister Allegretti, seconda promozione consecutiva. Sì, siamo partiti appunto da 2 anni, è la seconda volta che vinciamo, quindi diciamo che sono sempre obiettivi difficili da raggiungere, ce l'abbiamo fatta, quindi stiamo dando continuità alle parole del Presidente, al progetto, perciò siamo contentissimi. È stata più dura quest'anno? Beh, si sapeva, insomma, un campionato diverso, è stato un campionato difficile. Abbiamo avuto anche un periodo così, ma abbiamo tenuto sempre l'equilibrio, abbiamo sempre lavorato con questo obiettivo e siamo stati ripagati. Complimenti anche all'Ambrosiana che fino all'ultimo non ha mollato. Ma certo, ma in questo campionato ci sono state squadre che ci hanno tenuto testa, quindi appunto non era facile, perciò noi ovviamente siamo contenti e mi auguro che l'Ambrosiana in questo caso possa riuscire a centrare l'obiettivo, perché come noi è una squadra forte, perciò intanto noi festeggiamo. Tra l'altro avete cambiato quasi tutta la squadra in sostanza rispetto all'anno scorso. Beh, era abbastanza prevedibile, insomma, il salto di categorie non era di 1 o 2, ma è chiaro che passare dalla terza categoria all'eccellenza il salto era importante. Abbiamo tenuto Pavoni, che per noi è un elemento molto importante, quindi comunque diamo continuità soprattutto al progetto, all'entusiasmo, perciò guardiamo avanti in maniera molto positiva. Grande pubblico anche oggi. Beh, ma il pubblico non ci ha mai abbandonato, anche in una giornata lavorativa come oggi. La dimostrazione che siano venuti così in tanti è perché sono vicini alla squadra, hanno capito l'impegno che ci abbiamo messo, non ci hanno mai abbandonato, perciò tanta roba. È giorno di festeggiamento, ma una domanda resterà il prossimo anno. Ma questa è una domanda da fare alla società, perché io assolutamente ho dato parola, quindi loro lo sanno. Io ho sempre voluto e ho accettato l'anno scorso di venire in questa realtà, perché sapevo che era ambiziosa e che puntava a grandi palcoscenici, perciò per quanto mi riguarda non c'è alcun dubbio. Grazie. Grazie a te.